Eclisse, sistemi per porte scorrevoli a scomparsa. Scopri le innovazioni che fanno la differenza su www.eclisse.it. Buon pomeriggio dal comunale D'Agostin di Pieve di Soligo, buon pomeriggio, tipico pomeriggio invernale, autunnale veramente, perché qui a Pieve di Soligo piove, non fortissimo però piove, e il campo insomma ne risentirà sicuramente per quanto riguarda appunto questa gara. Non so se ancora sono stati accesi i fari di illuminazione e quindi poi no, mi fanno segno di no, quindi poi presumo che eventualmente se si andrà ancora, se andrà a calare ancora la visione e la visuale, beh, si dovranno accendere sicuramente. Buon pomeriggio, vi dicevo, per questa gara che riguarda l'Eclisse Carreni Pivigina formazione di casa che affronta l'Arcella Padova. È uno scontro, diciamo, tra formazioni che sono vicinissime in classifica, 8 punti per l'Eclisse Carreni Pivigina, 7 punti per l'Arcella Padova, una classifica che al momento vede il Cavarzano, la squadra bellunese di Parteli, in testa con 15 punti, inseguita dalla coppia godigese Porto Mansuè, che oggi hanno dei risultati piuttosto, hanno degli incontri piuttosto importanti, perché la godigese attende sul proprio campo il Cavarzano, mentre la formazione di Mansuè va in quel del bellunese, va a Borgo Valbelluna ad affrontare appunto la formazione bellunese. Quindi vedremo poi alla fine dei 90 minuti di gioco chi di queste tre squadre, Cavarzano, Godigese e Porto Mansuè, rimarrà nelle zone altissime della classifica e soprattutto in testa alla classifica. Poi troviamo la Piovese che di punti ne ha 13, la Marosticense ed il Dolo che di punti ne hanno 12, il San Donà con 11 punti si trova in mezzo alla classifica, con 10 invece la Leo Oderzo, il Calcio Caerano e il Borgo Valbelluna hanno 9 punti, mentre l'Eclisse Carreni Pivigina e lo United Borgorico Campetra hanno 8 punti, l'Arcella Padova ne ha 7, la Giulia Sagittaria ed il Vittorio Falme che ne hanno 6 di punti. È un Vittorio Falme che va sul campo del Borgorico ad affrontare l'ex di turno, cioè Stefano Esposito, che aveva militato per qualche anno nella formazione vittoriese. All'ultimo posto in classifica il Giorgione con 2 soli punti, un Giorgione che attende in casa quest'oggi il Dolo. Allora vediamo le formazioni intanto mentre continua questa leggera pioggia adesso qui sul campo D'Agostin di Pieve di Soligo. Siamo alla 6ª giornata del campionato regionale di eccellenza, il girone B è quello che seguiamo regolarmente con le nostre telecamere, streamingsport.it, in cabina di regia Vincenzo Russo, alla voce Mirko Villanova. Per quanto riguarda le due formazioni, allora l'Arcella Padova ha una formazione, è una delle prime volte che vediamo una
una formazione con un alto tasso di età media in campo, perché ha il 25 di età media in campo, un'età media della rosa di 22,85. Cosa vuol dire? Vuol dire che gran parte insomma sono giocatori di una certa età, a cominciare per esempio dal portiere, che è Alessandro Lorello, che è classe 1987, con il numero 2 Pregnolato, con il 3 Bertan, con il 4 Arvia, con il 5 Flaborea, con il 6 Brentan, con il 7 Nordio, con l'8 Pistolato, con il 9 Cibin, con il 10 Boron e con l'11 Barzeghideanu Andrei. È un 2006, diciamo che 2006 Barzeghideanu e Bertan sono i giovani, diciamo 2006-2008, schierati in campo quest'oggi da mister Edoardo Bonetto, che porta in panchina con sé Rosato, Festi, Di Lalla, Ciocchetuau, Dabò, Zaghetto, Favaro, Nordio e Arcidiacono. Per quanto riguarda la formazione di casa, con completa bianca, in tenuta completa bianca, la formazione dell'Eclisse Carini Pivigina quest'oggi, ecco le squadre che si schierano a centrocampo agli ordini appunto della terna arbitrale, che poi vedremo. L'Eclisse manda in campo questo 11: Falso, Basso, Gasparini, Salamon, Cazzaro, Del Savio, Faraon, Bressan, Ianco, De Zotti, Pavan. È sicuramente la miglior formazione che può schierare e che può mettere in campo Malerba quest'oggi, con in panchina con lui Spadetto, Tonon, Nardi, Ravagnan, De Luca, Telesi, Del Prete, ricompare Del Prete, De Faveri e Cociu. Allenatore il signor Massimo Malerba. Arbitrano l'incontro il signor Christian Plamenac della sezione di Sandona di Piave, coadiuvato dai signori Vincenzo Vacca della sezione di Bassano del Grappa e Gabriele Soncin della sezione di Mestre. È tutto pronto per dare il via alla gara di oggi, che si gioca, come vi dicevo in precedenza, con una situazione climatica tipica invernale, quindi staremo a vedere che cosa vorrà dire anche questo, se influirà sull'andamento del gioco e soprattutto sulla tenuta del campo del D'Agostin di Pieve di Soligo. Mi pare che tutto sia a posto, l'arbitro sta controllando le ultime cose, arrivano anche i suoi collaboratori sul lungolinea, e allora tutto è pronto per dare il via a questa gara tra Eclisse Carini Pivigina e Arcella Padova. È un match che riveste importanza per la formazione di Malerba. Via la gara intanto, di Malerba, vi dicevo, perché Malerba è reduce con il suo 11 di una bella vittoria in quel di Dolo domenica scorsa, e quindi bisogna continuare questa striscia positiva. È partita subito con un lancio lungo in avanti la formazione di Malerba, palla lunga, però viene controllata dall'esperto portiere Lorello, che mette in movimento i suoi con Brentan, la linea centrale difensiva molto alta, tra l'altro per quanto riguarda i fisici dei giocatori in campo. È una squadra di cui bisogna stare attenti, perché chiaramente con tanta esperienza alle spalle, attenzione, viene in avanti, prova a rinviare ma scivola sul terreno di gioco Bertan, e allora palla che viene riconquistata proprio da Faraon. È un Faraon quello che abbiamo visto 15 giorni fa e poi anche nella partita di domenica. Insomma, è un Faraon che è in crescita, è un Faraon che sta arrivando ai suoi livelli importanti. Io mi ricordo quando con il calcio conegliano lo scorso anno, l'anno della promozione, attenzione, alza la bandierina e ferma tutto, l'anno della promozione appunto del Conegliano in Serie, la seconda e ultima parte del campionato. Però insomma questo è il Faraon che ci aspettiamo, quello della prima parte del campionato dello scorso anno, e quest'anno si è cominciato già a vedere qualcosa. 1:45 minuti di gioco qui al Comunale D'Agostin di Pieve di Soligo, con Brentan che porta palla, la scambia ancora con Bertan, e allora in avanti il pallone che va a favorire Barzagadu,
con il pallone che viene giocato dal portiere Falso. Pensate che tra i due portieri Alberto Falso è un 2007 e Alessandro Lorello è un 1987, quindi se fate un rapidissimo calcolo 20 anni di differenza tra i due portieri, tra i due numero uno schierati in campo quest'oggi dai rispettivi tecnici. In avanti ancora l'Arcella che prova a manovrare a centrocampo con Nordio che controlla palla, la gira su Barzigheu, ancora in avanti con questo pallone lanciato per trovare il centravanti, non lo trova, anzi era il numero 10 Boron. Ancora in avanti la rimessa in gioco con le mani da parte dell'Arcella, raddoppio con Faraon che viene a dare una mano al suo compagno di squadra, 1-2, lancio subito in avanti con De Zotti che subentra a Ianco che era andato a stoppare il pallone di petto per cercare di metterselo a terra. È buona questa incursione, questa palla lanciata in verticale per cercare Faraon che ha corso fino davanti a Lorello, però niente da fare, palla che adesso scuote via con netto anticipo di basso sul giocatore appunto Barzaghie Deu, ha un nome stranissimo, difficilissimo, e quindi Barzaghideanu Andrei è un classe 2006, il numero 11 schierato appunto dal tecnico Bonetto dell'Arcella quest'oggi. In avanti ancora la formazione padovana che scaraventa palla in avanti bloccata a livello del centrocampo dalla formazione di Massimo Malerba, torna indietro Faraon, deve ricercare ancora l'unione tra le varie linee, ci riesce in questo caso, porta avanti basso il pallone con De Zotti che non riesce a prenderla perché c'è stata la deviazione del giocatore Bertan fuori, con una rimessa in gioco con le mani si riprenderà a giocare e allora ancora pallone che viaggia verso il numero 4 Salamon. C'era Del Savio, ancora Del Savio, sventagliata per trovare Basso, lo mette a terra Basso, poi cercava di andarsene, viene anticipato dal suo diretto avversario Pregnolato che gli mette palla in fallo laterale, ancora Basso, sceglie di andare verso il centro con questa bella imbucata di Salamon che aveva visto partire Ianco, palla che però è troppo forte, tra l'altro con il campo bagnato si è velocizzata ulteriormente, quindi nulla di fatto, palla che termina sul fondo, potrà riprenderla e rigiocarla con le mani o pensiamo con un rinvio breve, perché vedo che la linea centrale difensiva dell'Arcella è lì vicino a Lorello, infatti scambiano i tre ed è pronta a ripercuotersi in avanti e a riproporsi in avanti la formazione patavina, che però è costretta, visto la marcatura, a ritornare indietro su Lorello che allora prova a mettersi in moto lui, esce direttamente dall'area, lancio lungo sulla fascia destra del campo, il colpo di testa molto buono da parte di Nordio che cercava di favorire il numero 9 Cibin, palla che non arriva verso Faraon che poi si fa anticipare sul tentativo di andarsene in velocità, palla ancora giocata su Cazzaro che alza la testa, va da Del Savio, Cazzaro, c'è Malerba che sta dirigendo a voce i suoi, Salamon in mezzo al campo prova a prendere in mano la squadra, ha cercato adesso l'1-2 non riuscito da parte di Gasparini che ha già segnato un paio di gol, 2 gol in questa stagione con la maglia appunto dell'Eclisse Careni Pievigina, giocatore estremamente interessante. Faraon manovra con De Zotti l'1-2 con Ianco che per poco non riusciva nello scambio vincente, viene anticipato De Zotti dal suo diretto marcatore, palla che termina in fallo laterale, allora se ne incarica con le mani, mi pare Gasparini, si fa vedere De Zotti,
prende palla, stoppa, ritorna su Gasparini che va sul fondo e prova a metterla dentro, ma la direzione è sbagliata, palla che termina decisamente sul fondo. 7 minuti e 10 secondi giocati qui al Comunale D'Agostin di Pieve di Soligo, il risultato rimane fermo ancora chiaramente sullo 0-0. Squadre che si stanno controllando, squadre che per il momento non hanno affondato. Si muove l'Arcella adesso, invitata dal proprio tecnico. È buono il passaggio, anche se rimane a terra su un fallo di Janko non volontario. Attenzione, ancora con Boron che prova a tagliare, uno sbaglio e per poco non va a colpire all'8° minuto di gioco un traversone in laterale per cercare il suo attaccante, e per pochissimo non riesce a tramutare in gol questa palla che gli era capitata veramente sui piedi, palla che era capitata al centravanti che si è vista rimbalzare probabilmente la palla che aveva toccato terra, poi un po' di deviazione anche dai difensori dell'Eclisse. Sta di fatto che il primo pericolo lo crea l'Arcella e bisogna stare attenti su questi traversoni e su questi tagli di campo da una parte e dall'altra. Adesso sta dicendo qualcosa ai suoi giocatori proprio Malerba su questa linea. Ancora Boron vuole pressare alto Malerba, in effetti ha ragione, è andato a pressare Faraon facendo perdere palla all'Arcella con Cazzaro adesso che viene a servire Del Savio verso Gasparini. Gasparini si fa vedere e si propone sempre sulla fascia sinistra del campo, ancora Gasparini deve metterla dentro, invece torna indietro per trovare Bressan gira tutto il campo molto bene. Faraon che è costretto ancora una volta a tornare indietro, va da Cazzaro, De Zotti scusatemi, con Cazzaro e poi Faraon che taglia la sponda di Janko, il gran tiro provato e tentato da De Zotti, palla che viene rimbalzata e rispedita fuori, e allora può ripartire però ancora dalla difesa la formazione di casa in completa e tenuta bianca quest'oggi. È buono? No, non è buono il cross, è il secondo tentativo provato da quella posizione della fascia sinistra del campo, palla che termina abbondantemente sul fondo. Quando si toccano i 10 minuti di gioco il risultato è sempre fermo sullo 0-0 qui al D'Agostin di Pieve di Soligo. Lorello, pallone tra i piedi, lo cede alla sua linea centrale formata da Brentan e Flavorea, che dialogano prima di effettuare il lancio in avanti. Si fanno vedere da una parte e dall'altra i due laterali. Scivola Brentan, ne approfitta Faraon, poi Janko raddoppiato, perde palla, guadagna il fallo. Bravo Janko, perché è andato a fare a sportellate con i suoi due avversari. E allora c'è una palla che potrebbe essere buona per costruire qualcosa. Vediamo se sì, intanto De Zotti è lì, c'è anche Janko che ha guadagnato il fallo, gli ha detto qualcosa a Cazzaro che si va a mettere in avanti, si va con le altre torri dell'Eclisse Careni Pivigina. E allora sul pallone De Zotti e sul pallone Janko con la fascia di capitano al braccio. Vediamo chi dei due metterà il traversone in mezzo, oppure se ci sarà un'altra soluzione, un tocco leggero. Allora si muove, palla. Forse non so se ci fosse stato uno schema o qualcosa del genere. Sta di fatto che
questa palla favorisce soltanto la difesa dell'Arcella, nessun problema su questa punizione battuta a male o non si sono capiti insomma i giocatori che dovevano effettuare questo schema da parte appunto della formazione di casa. Attenzione a Falso che viene a prendersi la palla abbondantemente sulla linea dell'area di rigore. Del Savio, buono, ma era il fuorigioco. Pavan si arrabbia un pochino con lui Malerba perché probabilmente dice lo sapevi che finivi lì, insomma doveva guardare un attimino prima la sua posizione. Brentan e Flaboré ancora a dialogare sulla linea orizzontale della linea difensiva dell'Arcella, poi l'imbucata cercata da Arvia, fermata subito, poi Nordio che spinge ancora i suoi in avanti. Attenzione a questa palla che viene messa dentro adesso e riesce in qualche maniera a scaraventarla fuori. Adesso dovrebbe alzarsi un pochino la linea difensiva della formazione dell'Eclisse, invece rimane lì ancorata, quindi dà la possibilità all'Arcella di manovrare ancora e di imbucare più palle per i tre davanti, in questo caso 8, 9 e 11, ovvero Pistolato, Cibin e Barzaghideanu. Qualche indicazione anche dalla panchina dell'Arcella. Questo è un bel terrore subito. Adesso non so se si sia fatto male Falso perché è caduto in malo modo sul colpo di testa all'indietro di Basso. Stava uscendo Falso, non so se si è spostato con la coscia, con la gamba e si sia fatto male perché probabilmente sì, attenzione perché Falso o ha trovato, vedo che l'arbitro sta tamponando, sta schiacciando una zolla che si è alzata, però secondo me Falso stava andando da una parte, poi si è accorto che il pallone toccatogli di testa arrivava dalla parte opposta e quindi ha fatto questa manovra con le gambe un po' rischiosa. In effetti è lì a terra, vediamo se è un problema muscolare oppure se è una botta soltanto. Ci auguriamo che sia soltanto una botta, mi pare di sì, insomma. Ritorna tra i pali Falso, sì, ritorna tra i pali, nessun problema, quindi si riprende con un po' di paura. 15 minuti di gioco qui al Comunale d'Agostin di Pieve di Soligo, fortunatamente nessun problema per Falso che in questa uscita ha tenuto in apprensione appunto la panchina di casa. C'è l'arbitro che va a parlare, a dire qualcosa alla panchina proprio di casa. Intanto c'è il primo calcio d'angolo per quanto riguarda la compagine dell'Arcella. Boron sul pallone, un paio di uomini già a scaldarsi di casa e c'è proprio anche Spadetto, il portiere di riserva, diciamo così. Il tiro viene ribattuto fuori dalla difesa. Mi pare che Falso abbia tranquillizzato un po' tutti, sì, mi pare di sì, anche se Spadetto si sta riscaldando. Altissimo Lorello che sventaglia a sua volta, il colpo di testa poi tentato per favorire il suo compagno di squadra, era il numero 7 Nordio, che poi in scivolata è andato ad appoggiare il pallone proprio in fallo laterale. Questi secondo me queste rimesse in gioco sono sarebbero tutte da rifare, perché una volta dicevano che non potevi alzare i piedi dalla linea, adesso succede di tutto. Per esempio il lancio lungo prima di Basso, e vediamo anche in questo caso secondo me se uno è puntiglioso
è che è cambiata un po' la storia, non fischiano più di questo tipo di infrazioni, anche sbagliando, perché secondo me c'è la possibilità di insegnare poi ai più giovani, ai meno giovani, insomma, la possibilità di battere bene. Attenzione a De Zotti che va a commettere fallo in linea orizzontale, aveva cercato di bloccare la ripartenza dell'Arcella, ci è riuscito però commettendo fallo. 17° minuto di gioco, il Porto Mansuè ancora con Pozzebon che è infallibile dal dischetto del rigore, si porta in vantaggio 1-0 il Porto Mansuè sul Borgo Valbelluna. Tutti gli altri sono ancora 0-0. Sventagliata dalla parte opposta del campo con Barzighideanu che cerca di andarsene, rimane a terra, vorrebbe il fallo ma non è così. L'arbitro era lì vicino, fa rialzare il giocatore. Rinvio della numero 6 Brentan, Gabriele Brentan, classe 98. Continuano a riscaldarsi i due uomini dell'Eclisse, penso per cautelarsi, insomma, per riscaldare Spadetto se dovesse entrare al posto di Falso, se non dovesse farcela, ma mi pare che Falso sia tranquillamente al suo posto. Lancio lungo ancora per trovare Pavan che si incentra, poi ancora per De Zotti, Salamon, bello il taglio. Bella l'intenzione era di Bressan, bella l'intenzione, però anche in questo caso troppo forte il traversone e poi come tocca a terra, palla che scivola e prenderla diventa veramente problematica. Prova a muoversi l'Arcella che ha controllato fino ad ora, controllato la partita. Ha avuto un'occasione grossissima e ghiottissima quasi all'inizio del match. Attenzione a questo tentativo di rinvio, non sbaglio, un errore di Basso e adesso fortunatamente c'è il fallo di Barzaghideanu che travolge il suo diretto avversario, però rischiosissimo Basso, rischiosissimo, era andato a complicarsi la vita e fortunatamente non l'ha complicata ai suoi compagni, perché altrimenti poteva nascere veramente qualcosa di pericoloso. Tutto dalla parte opposta ancora per far viaggiare prima Gasparini, Salamon, anzi De Zotti, perde palla De Zotti in mezzo al campo, allora prova a ripartire l'Arcella, un uomo soltanto, taglio visto in buca dalla parte opposta, dalla parte di Nordio che non riesce ad arrivare sul pallone e quindi nulla di fatto, temperatura che si è un pochino abbassata, adesso sì, si sono accesi i fari qui a Pieve di Soligo, quindi illuminazione accesa perché la visibilità è calata ulteriormente, c'è una leggera foschia qui a Pieve di Soligo, sta piovviginando e stanno continuando a riscaldarsi i due uomini della panchina della Eclisse Careni Pievigina. Pavan che attende troppo, attende e cosa succede? Succede che non riesce a far velocizzare il gioco, ma succede anche che si prende una ginocchiata dove veramente fa male sulla coscia, un bel Lopez come si chiama. Fortunatamente rimane in campo e fortunatamente nulla di grave. Cazzaro che sventaglia o quantomeno prova a sventagliare, palla che non arriva dove voleva e allora invece ci arriva Pregnolato che di testa la dà a Lorello che fa viaggiare i suoi Flaborea e Brentan con palla che ritorna indietro ancora su Lorello. Brentan, poi Bertan, tentativo di andarsene di Pavan, riesce adesso, Pavan sembra essersi finalmente messo in moto e allora c'è un fallo qui davanti alla panchina di casa, c'è un uomo a terra con mi pare Basso
con le mani sul volto, non so cosa sia successo, non ho visto sinceramente. L'arbitro ferma il gioco, fa riprendere scodellando palla. Andiamo a vedere se c'è un altro aggiornamento per quanto riguarda i risultati dai campi. Per il momento no. 22esimo minuto di gioco con il risultato sempre fermo sullo 0-0, partita che non si schioda, non si molla. Adesso ne approfitta il capitano Janko per parlare con il mister Malerba. Mi pare che dalle indicazioni Janko forse voleva, vediamo se va da De Zotti e gli dice di giocare in linea con lui oppure un attimino più indietro per quanto riguarda la sua posizione. Si rialza o ha perso una lente oppure ha preso una botta sul naso e quindi c'è qualche problemino per Basso, mi pare, no? Sì. E Basso una botta al naso, fortunatamente è in piedi, non c'è sangue, quindi potrà ritornare in campo alla prossima. Palla scodellata, rigiocata, adesso può rientrare Basso, ha dato l'ok l'arbitro e Basso va a prendere posizione ancora dove era in precedenza De Zotti. Vediamo, sì, De Zotti lo vedo un pochino più indietro rispetto a Janko e a Faraon. Adesso c'è De Zotti in pressing altissimo, la squadra deve provare ad alzarsi, altrimenti non usciamo mai da questa linea. Anticipo su Cibin che non riesce a trovare palla in fallo laterale e allora 0-0 sempre il risultato quando ci stiamo avvicinando alla mezz'ora di gioco, 24 per l'esattezza i minuti che sono scoccati qui al D'Agostin di Pieve di Soligo. Ancora in avanti questa palla, questo traversone cercato, va a terra ancora un uomo in area Pieve, accusato ancora con una gomitata perché c'è Falso che chiama i sanitari. È ancora Basso che decisamente non è un momento fortunato per lui, però insomma meglio di prima gli è andata, Sì, sta ritornando, se la sta prendendo un po' con il giocatore, secondo lui reo di aver aperto un po' troppo il braccio in mezzo all'area. Qualche problemino al naso per Basso c'è sicuramente. Cazzaro sventagliata tutta dalla parte opposta, Gasparini deve impegnarsi per farla correre questa palla, poi c'è il fallo e c'è l'ammonizione del numero 8 Pistolato ammonito, è il primo che finisce sul taccuino dell'arbitro. Si era capito che qualcuno sarebbe finito prima o dopo sul taccuino dell'arbitro e a farne le spese è stato Pistolato, così l'ammonizione insomma data anche per calmare le acque, come si suol dire in gergo, insomma per tranquillizzare i giocatori in campo. Ancora una tagliata, attenzione, prova a venire dentro, c'era il fallo di mano. E Gasparini. È Basso che ancora va a bere dell'acqua perché probabilmente non è ancora sistemato del tutto. Ritorna nella sua posizione, Basso va a dare una mano ai suoi. Allora sul pallone
Vediamo l'eclisse, adesso c'è qualche problemino anche, sta calando un po' di nebbia, un po' di foschia. Un groviglio di uomini in mezzo all'area quando c'è questa punizione che va a cercare la testa di Janko, che anticipa tutti. Forse era messo meglio Faraon un pochino più avanti di lui, e Janko è andato in bello stile a girare di testa, palla che però ha preso il volo e quindi ha superato abbondantemente la traversa di Lorello, quindi nulla di fatto nemmeno con questa. Allora c'è il Cavarzano che con Ghiosci si porta in vantaggio sulla Godigese a Castello di Godego 1-0, quindi non molla il Cavarzano. Aia, falso che sventaglia via questa palla in malo modo, palla che termina in fallo laterale. E allora vediamo, per quanto riguarda appunto sempre l'Eclisse, sempre il campionato di girone B di eccellenza, con la Godigese appunto che è andata sotto sul proprio campo. Attenzione a Lorello che è fuori abbondantemente dall'area, il tentativo di girarsi ancora, c'è un altro fallo non volontario perché si è visto subito. Rimane a terra Bertan. Rimane a terra Bertan, poi si rialza, insomma nessun problema per lui. Se non sbaglio proprio oggi sulla Gazzetta dello Sport, su un quotidiano sportivo, si riportavano le falsità dei giocatori, no? Che quando cadono a terra, anche se colpiti da tutt'altra parte, si tengono la testa o si tengono gli occhi o si tengono la bocca. È una consuetudine che quest'anno si è vista molto di più. Attenzione, viene in avanti ancora la formazione in maglia bianca con De Zotti che voleva far viaggiare Faraon, non riuscito il passaggio, e allora dalla parte opposta ci riprova con l'Arcella, con Nordio che poi viene bloccato in mezzo a 2 o 3 giocatori. Allora ancora Faraon che tra l'altro era rimasto lì in alto, e allora Faraon che prende palla, la mette a terra, la mette dentro la traversone, e Janko tenta il gol della domenica, perché se riusciva sarebbero stati applausi veramente meritatissimi per Janko, che ha cercato la rovesciata volante. Adesso c'è il calcio d'angolo anche per la formazione di casa, è il primo calcio d'angolo per la compagine di casa che viene battuto da Salamon, Luca Salamon, indietro per De Zotti che la mette dentro, il pallone viene abbrancato da Lorello che poi esce dall'area, prova ad appoggiare lui il primo pallone, e poi il secondo pallone invece viene perso dall'Arcella nel tentativo ulteriore di velocizzare il tutto. Ancora con palla tra i piedi per Flaborea pronto il rilancio lungo, palla stop non elegantissimo che non riesce. Poi c'era il fallo forse su Faraon stesso che è rimasto a terra, prende palla Lorello, ancora la blocca lì. Una fiammata ogni tanto di questa gara, quando siamo giunti al 30° minuto di gioco, quindi alla mezz'ora. Ancora reclamo da parte del pubblico di casa, perché Cibin, reo di aver strattonato alle spalle il suo marcatore. Ancora basso in avanti, la fa viaggiare involontariamente Pavan che entra, si allontana, è andato al tiro Pavan, è rinviato da Lorello. Attenzione, ancora il pressing iniziale e il pressing portato dalla formazione di casa. 31° minuto di gioco, Pavan è andato al tiro, parato a terra, parato da Lorello. Attenzione perché ha detto qualcosa, poi andandosene via, mi pare il numero 4 di casa, ovvero Salamon, Luca Salamon, deve stare attento.
Una bella occasione questa per Pavan, che si è allungato forse all'ultimo il pallone, poi quando è andato al tiro non è risultato fortissimo ed è riuscito in qualche modo con i piedi Lorello a deviare. Ancora in fallo, forse l'arbitro lascia correre perché il pallone finisce sui piedi di Pregnolato, Pregnolato che spinge in avanti, marcature, attenzione, abbastanza rudi. L'arbitro si mette il fischietto in bocca, ferma questa serie di interventi piuttosto duri e piuttosto pericolosi. 32esimo minuto di gioco, la partita vive di qualche sprazzo, non è bellissima, vive di qualche sprazzo da una parte e dall'altra, e palla che termina fuori adesso perché va a cozzare sulle gambe di Barzaghideanu. Palla che termina su Cazzaro, Cazzaro che vuole Faraon venire a prendersi il pallone, bravo Faraon, si libera bene, poi l'avrei tenuta bassa questa palla, poi fortunatamente arriva De Zotti a dare sostegno ai suoi, basso sulla fascia che corre, ma si torna indietro da Faraon che adesso deciderà di girare e in effetti tutto indietro. Attenzione con questa palla rischiosissima ancora una volta di Cazzaro per il pari linea del Savio, che si fa mettere a terra da Nordio che sulla spinta stava andando a prendersi questo pallone. Un bel rischio quello di Cazzaro perché è andato su Del Savio senza guardare prima, e quindi pallone che fortunatamente è scivolato un po', ha corso via un pochino più veloce, altrimenti sarebbero stati guai e problemi per la retroguardia dell'Eclisse. Fallo commesso all'altezza della metacampo circa da parte del centrocampo di Pieve. Si blocca lì l'iniziativa dell'Arcella, che adesso vuole provare a ripartire con una punizione affidata a Giuseppe Arvia, classe 1988, un giocatore di esperienza anche lui. Ferma nuovamente il gioco, posiziona la palla 33-51, intanto si segna poco anche sugli altri campi, il tempo non aiuta. Attenzione con Arvia ancora che riceve il passaggio di ritorno, lo mette dentro, chiama bene Falso il pallone, fa sua la sfera ed è pronto a ripartire, ma blocca tutto l'arbitro perché c'è un uomo a terra, mi pare Pregnolato. Sì, mi pare Pregnolato, il numero 2 della compagine padovana. Si rialza fortunatamente, nessun problema, ne ha approfittato anche Brentan per andare a bere in panchina, poi ritorna precipitosamente al proprio posto. Manovra la formazione in maglia bianca, ovvero l'Eclisse, i padroni di casa, con Cazzaro, alza la testa, deve stare attento, voleva pescare basso, non arriva il pallone dalle sue parti, poi il fallo, sono d'accordo, non c'era su Bressan che si è lasciato andare quando poteva forse prendersi e portarsi a casa questa palla, ha aspettato la spinta da Tergo che non è arrivata e l'arbitro ha fatto giustamente bene secondo me a non dare il fallo. Lorello fuori dall'area sistematicamente, lancio lungo in avanti, la spinta forse sì, la vede l'arbitro, sì, l'ha vista, quindi c'era la spinta dell'attaccante dell'Arcella in uscita sul difensore di casa, era Basso che tra l'altro si è fermato per allacciarsi gli scarpini, perde palla in ripartenza la formazione di casa con Faraon, viene in avanti l'Arcella, adesso l'Arcella che manovra, attenzione, pericolosi sulla fascia sinistra del campo, fascia destra in questo caso, con un tocco che procura il secondo calcio d'angolo per la formazione patavina, che proverà a mettere dentro questa palla con il solito Giuseppe Arvia che dalla bandierina proverà a cercare le sue torri lì davanti. Ci stiamo avviando alla fine del primo tempo, non una grande partita, lo abbiamo detto in precedenza, vive di qualche sprazzo, però
Anche in questo caso, guardate dove sono, se l'immagine è lunga, guardate dove sono tutti, quasi tutti i giocatori, sono al di là del secondo palo della battuta, tutti 3, 4, 8 giocatori, sono tutti lì. È il classico trenino, una volta si chiamava così perché erano, attenzione, palla che rimane lì, pericolo e pericolo ancora, ma il pericolo è arrivato con il numero 11 al 37esimo minuto di gioco. C'è in mischia un tentativo di tiro ribattuto, quindi niente di grave, niente di pericoloso, però bisogna stare attenti su queste palle che gravitano e che vagano lì in area di rigore. Ancora falso, Cazzaro se ne va, attenzione, poi il colpo di tacco a favorire Salamon che vuole scambiare dalla parte opposta, era buono il tentativo, però aveva capito tutto Bertan e quindi è andato in anticipo netto. Basso con le mani per il capitano Ianco che attende la salita del Savio che va su Gasparini. Pavan che va per le terre, palla che però se l'è portata fuori, quindi nulla di fatto, si riprende con una rimessa in gioco con le mani da parte dell'Arcella. 7 minuti al 45esimo. Spizzata a favorire Nordio, tutto in avanti ancora, sostiene Arvia, guadagna il fallo, fa sportellate, pistolato Nordio, Cibin, insomma tutti lì davanti a lottare per portare a casa una punizione in questo caso e ci riescono. Ancora palla che gira per Boron che va sul numero 4 Arvia e allora ancora sulla fascia destra del campo, poi converge al centro, il tiro molto bello, è il numero 7 al tiro e deviazione di falso in angolo. Bella azione al 39esimo minuto di gioco con il numero 7 appunto dell'Arcella Nordio che è partito da destra e poi è andato a convergere verso il centro. Quando ha visto lo specchio della porta ha sparato al volo molto bene e si è esibito falso mettendo palla in calcio d'angolo. È il terzo calcio d'angolo ottenuto dalla formazione patavina. Adesso solito Arvia alla battuta, mette dentro nel groviglio di uomini, sbuca, fortunatamente il pallone va lungo, attenzione, deve stare dietro, deve stare attento, falso, si era messo alle sue spalle il giocatore Barza Ghideanu. Perde palla in uscita Salamon ancora con qualche difficoltà, ancora bene così per quanto riguarda l'Arcella invece che guadagna palla. Arvia non se la sente di sventagliare in avanti e quindi si affida ai piedi di Lorello che esce abbondantemente ancora una volta dall'area, lungo il rinvio ed è il rinvio, forse il fallo, sì, c'è il Dolo che è passato in vantaggio a Castelfranco Veneto contro il Giorgione, quindi Dolo 1, Giorgione 0 in questa giornata uggiosa, in questa giornata tipicamente invernale, non soltanto qui a Pieve di Soligo. Intanto poi c'è il pareggio della Godigese con il Cavarzano, 1-1 gol e pareggio di Pilotto. La Marosticense va sotto con il Sandonaper 1-0, gol di De Stefani, quindi si è segnato parecchio in questo frangente, insomma in questi minuti. Ultimi minuti dei primi tempi sui campi, scaraventa in avanti questo pallone senza problemi per Alberto Falso che chiama e fa sua la sfera. In classe 2007 Falso, un portiere giovane, un portiere fisicato sicuramente.
attenzione, anticipo netto del numero 6 Brentan su Janko, ancora basso Salamon, sventagliata, una sventagliata che ha preso uno stranissimo andare, è venuta fuori una tagliata proprio esterna che ha messo in difficoltà anche Lorello, che ha detto no, non mi cimento nello stop, perché aveva preso un andamento pericolosissimo questo pallone. Come vi dicevo prima, Sandonà in vantaggio con De Stefani con il gol sulla Marosticense a Marostica, 3 minuti al termine. Qui invece il risultato è di 0-0 tra Eclisse Careni Pivigine ed Arcella Padova. Lorello mette in moto i suoi, va sulla fascia destra del campo per trovare Pregnolato che prova a spingere in avanti, anticipo netto della difesa di casa, bravo a tenerla, l'arbitro lascia correre perché Faraon ha perduto palla, però era riuscito a mettere in movimento, vuole un pallone l'arbitro perché effettivamente è uscito dalla parte del palazzetto dello sport. È arrivato il pallone, Arvia, ancora lui, poi la mette dentro ed è un bellissimo colpo di testa, è un bellissimo colpo di testa che dà il vantaggio alla formazione dell'Arcella proprio allo scadere del tempo. Andiamo a vedere un attimo chi ha segnato, perché ho visto il colpo di testa del numero, forse aspettiamo di vederlo e poi eccolo lì, sì, quindi al 43esimo minuto di gioco, 43 minuti di gioco qui, e si è sbloccata la situazione con il traversone dalla destra per il colpo di testa del numero 4, sì. Allora Arvia, no, non sono così sicuro, poi lo controlleremo meglio perché il gol è arrivato con un colpo di testa molto bello all'indietro che ha perforato la difesa dell'Eclisse Careni Pivigina. 1 minuto al riposo, adesso vediamo poi quanti ne concede di recupero l'arbitro. Qualcosina bisogna concedere perché ci sono stati un paio di infortuni che hanno rallentato la ripresa del gioco, quindi nulla di fatto. Adesso deve stare calma e tranquilla la formazione di Massimo Malerba, perché se si agitano, insomma, come in questo caso, palla che poi termina sul fondo abbondantemente, lancio lungo che non sortisce effetti. 2 minuti di recupero per quanto riguarda il primo tempo, 2 minuti, e quindi si giocherà fino al 47esimo minuto di gioco con questo pallone che gira sul vantaggio trovato dalla compagine dell'Arcella Padova qui sul D'Agostin di Pieve di Soligo. Adesso il campo comincia a diventare un pochino più pesante e scivoloso, mette giù a terra questo pallone Bressan punta l'uomo, ne ha 2 in verità da affrontare, palla che ribatte su uno di essi, pallone che termina in fallo laterale, ancora Bressan con le mani per farsi vedere, arriva Basso che ha il rinvio molto più lungo, anche se per me no, questa volta lo fa regolarmente bene. Ancora Basso che mette dentro questo pallone, non riesce, c'è il calcio d'angolo ed è il secondo calcio d'angolo per la formazione di casa. De Zotti sul pallone, 46, Giorgione che pareggia in casa a Castelfranco contro il Dolo, 1-1 tra Giorgione e Dolo, De Zotti la mette lunga, troppo lunga, va per le terre, sì,
va per le terre Ianco che voleva il fallo da parte del suo diretto avversario, l'arbitro era lì che li stava osservando proprio, visto che non c'è stato assolutamente nulla, quindi ancora in avanti la formazione di casa che viene bloccata però dall'Arcella, che adesso ha tutto il vantaggio di rallentare ulteriormente il gioco e di provare a giocarla molto più tranquillamente, molto più piano questa palla da girare. 46,50, quindi una manciata di secondi e poi manderà tutti negli spogliatoi il signor Plamenaz di San Donà di Piave. E in effetti così è, duplice fischio finale del primo tempo con il risultato di 1-0 per la compagine di Padova, l'Arcella Padova in vantaggio 1-0 sul campo al D'Agostin, qui di Pieve di Soligo, sull'Eclisse Careni Pievigina. Linea allo studio. Eclisse, sistemi per porte scorrevoli a scomparsa. Scopri le innovazioni che fanno la differenza su www.eclisse.it.
Eclisse, sistemi per porte scorrevoli a scomparsa. Scopri le innovazioni che fanno la differenza su www.eclisse.it. Rientriamo in collegamento con il D'Agostin di Pieve di Soligo, secondo tempo della gara che sta per iniziare tra Eclisse Carini Pievigina ed Arcella Padova. In vantaggio l'Arcella Padova che al 43esimo minuto del primo tempo con Pistolato, un bel colpo di testa all'indietro il suo, ha trovato il gol e ha trovato il modo di sbloccare questa partita portandosi appunto in vantaggio in campo esterno. È tutto pronto per iniziare il secondo tempo, stanno per entrare in campo gli ultimi due che mancavano perché l'arbitro stava contando tra i giocatori dell'Arcella e si era accorto che ne mancavano due. Entrano adesso e quindi dovrebbe essere tutto pronto per dare il via alla seconda parte di questa gara, un secondo tempo che riveste particolare importanza per la formazione di casa perché deve rimediare al passo falso che al 43esimo è accaduto, e cioè quel colpo di testa all'indietro molto bello, tra l'altro di Pistolato, che ha messo alle spalle Di Falso e ha dato il vantaggio appunto alla formazione padovana. 1-0 si sta per iniziare, ecco che l'arbitro dà il fischio d'inizio. Si comincia a giocare con il primo rinvio lungo di Lorello per attraversare quasi tutto il campo, ancora sulla fascia sinistra del campo, poi la sfera viene raccolta dall'altro portiere che la mette nella posizione giusta per battere la rimessa dal fondo. Intanto vi comunico che sta piovendo abbondantemente qui a Pieve di Soligo, temperatura normale, si sta anche bene, ma c'è questa pioggia che dà parecchio fastidio soprattutto ai giocatori in campo, alla tenuta del campo, alla tenuta del terreno di gioco e alla possibilità di giocare sugli spazi in velocità, perché la palla è molto scivolosa, il campo altrettanto. Insomma, adesso un po' di confusione per rigiocare su questo pallone con Gasparini che vede un altro errore da parte della difesa. Fortunatamente si complica la vita Cibin, che non riesce ad approfittare di una brutta palla persa da parte di Gasparin. Poi attenzione, scivola lungo il bordo campo rischiando di finire contro il muretto che delimita la pista di atletica qui al D'Agostin di Pieve di Soligo. In avanti ancora la formazione di casa che ha messo il turbo, sta spingendo per trovare il pareggio, chiaramente per riportarsi quantomeno in parità, per affrontare poi la seconda parte del match con la volontà di trovare i 3 punti che sarebbero importanti per continuare
una striscia positiva che domenica ha visto la vittoria in quel di Dolo. Attenzione a questa palla che viene scodellata in mezzo ma non passa, e allora c'è il colpo di testa di un difensore della formazione patavina che regala alla compagine di casa il terzo calcio d'angolo, 3 pari per quanto riguarda i calcio d'angoli battuti fino adesso. 2 minuti e 19 del secondo tempo, 2 uomini sempre al riscaldamento, un po' nervoso Malerba che vediamo prendersela con una bottiglietta d'acqua. Primo palo, il pallone non passa oltre, quindi attenzione, c'era la possibilità di andarsene da parte di Janko, non riuscita, e allora adesso è un assedio proprio della formazione di casa. De Zotti la mette a terra molto bene, poi converge il tiro tentato, forse il fallo di mano. No, non protesta nessuno, e poi il tentativo di andare al tiro da parte di Faraon, palla abbondantemente a lato. 3 minuti con una Eclisse che si è gettata tutta nella metacampo e nell'area di rigore dell'Arcella. Lorello pronto al rinvio, scivola anche lui, ormai il campo è pesante e scivoloso, attenzione. Dalla parte opposta sulla fascia destra del campo, manovra basso che va su Salamon che fa girare ancora bene fino alla metà campo, poi ci si perde un attimino, l'imbucata non riesce, poi bene per quanto riguarda questo pallone rimesso dentro ancora pericolosamente da parte dei laterali dell'Eclisse. Forse qui c'era il fallo, c'era il fallo su Cibin, l'arbitro lascia correre perché la palla rimane lì, poi Faraon invece adesso atterra il suo diretto avversario e possono ripartire quelli dell'Arcella proprio davanti alla panchina di casa. 4 minuti con situazione che vede un paio di uomini a scaldarsi da parte della panchina dell'Eclisse, mentre 5 uomini al riscaldamento per l'Arcella. Lorello a lungo sulla fascia per trovare il colpo di testa, spizzata come prima, non riuscita. De Zotti che prova a far ripartire i suoi con qualche problematica per controllare il pallone. Anche in questo caso in scivolata arriva molto bene il giocatore dell'Arcella che mette il pallone ma lo tocca uno di casa, uno dell'Eclisse Careni Pivegina, quindi rimessa in gioco con le mani per quanto riguarda la compagine dell'Arcella che se ne va, viene avanti ancora guadagnando il pallone sulla fascia sinistra del campo, può girarla, non si accorge, lo fa adesso, viene a sostegno Pregnolato per il tentativo, sembrava un po' il leitmotiv di prima, cioè Pregnolato che ha fatto il cross per Pistolato che ha poi segnato di testa un colpo all'indietro. Qui c'è stata l'imbucata di Pregnolato per Pistolato, non riuscita però, quindi nessun problema per la formazione di casa, prova a girare tutto, l'intenzione c'era ma non è andata nel modo in cui presupponeva. Adesso c'è l'ammonizione su Salamon, ammonito Salamon per questo fallo di ripartenza. Non vuole questo tipo di falli Malerba, lo ha fatto capire adesso gridando dalla panchina. Un po' di agitazione, ma chiaramente adesso non sta girando la cosa, e quindi è logico che si deve correre ai ripari, e correre ai ripari vuol dire provare a cambiare qualcosa nello scacchiere. In effetti Malerba è pronto a buttare nella mischia un giocatore, un primo cambio, ne lo vedremo tra poco. Ancora di testa De Zotti, la mette a terra, poi bene per proseguire Faraon che scaraventa in avanti, ma poteva avere forse un po' di pazienza maggiore. Ecco il primo cambio che avviene per quanto riguarda la formazione di casa, tra poco il cambio, c'è il DS Casagrande pronto ad effettuarlo con tanto di lavagnetta in mano.
manovra in uscita bene la formazione di Casa, che adesso supera la metà campo, prova a spingere sulla fascia destra del campo per quanto riguarda il tentativo di mettere e scodellare questa palla, non si alza però, e quindi c'è la problematica di far suo il pallone. C'è l'arbitro che fischia, è punizione per l'Arcella. Allora fa entrare il primo cambio, vediamo, entra il numero 14 che è Nardi, anche l'Arcella 2-14, quindi fuori basso e dentro il 14 al minuto settimo del secondo tempo, e doppio cambio per l'Arcella invece 14 e 15, vediamo se riusciamo a vedere. Allora esce il 3 per il numero 14, penso, per il numero 15, sempre al minuto settimo, quindi fuori il numero 3, e poi il 10, e poi il 10 per il 14, sempre al settimo. E poi c'è anche un altro cambio per la formazione di Casa, che manda sul terreno di gioco, ecco, esce dalla parte opposta, bene. Allora 11-7, allora fuori anche Faraon ed entra il 17, no, non è uscito, è uscito Bressan, ed è entrato il numero 17 che è Telesi. Vediamo che cosa cambia per quanto riguarda le due squadre adesso, posizioni che sono pressoché uguali a quelli che sono stati sostituiti, palla che scivola sul fondo senza che nessuno possa metterla a centro area. Un paio di pedine cambiate da entrambi i giocatori, da entrambi i tecnici. Qui al D'Agostin, bella questa finta, palla lunga a prendersela il numero 15, che ha un altro cognome di quelli veramente impronunciabili, Chouateu, quindi Chouateu, ci proviamo insomma, più o meno. Ha lasciato il campo anche Bressan, un po' sconsolato, l'abbiamo visto andarsene negli spogliatoi. Viene in avanti ancora sulla fascia sinistra del campo l'Arcella, che prova a manovrare per trovarsi questo pallone che poi scivola. Sono pericolosi questi palloni, perché poi se sono indirizzati nello specchio della porta guadagnano velocità schizzando sul fango, schizzando sul bagnato. Anche in questo caso però non possiamo buttare via questi palloni con un rinvio così. Attenzione, fuori gioco del numero 2 Pregnolato. Fuori gioco del numero 2 Pregnolato, si arrabbiano un po' tutti quelli di Fede Arcella Padova, invece il fallo c'era, eccolo che transita sotto le tribune Andrea Boron, sostituito al settimo minuto di gioco dal numero 14 Di Lalla. Rinvio ancora, buono il colpo di testa, il pubblico vorrebbe il fallo ed è così. È stato un po' condizionato l'arbitro dalle urla in tribuna, forse per questo pallone. Lancio in profondità per cercare Faraon, che non riesce, commette fallo, deve stare molto attento perché ha aperto il braccio andando a colpire il suo avversario, poi si è gettato a terra tenendosi il volto. Vediamo, chiamano l'entrata in campo del fisioterapista, che oggi ha dovuto lavorare parecchio, tra l'altro con la pioggia, quindi rimane a terra Faraon.
e allora può giocare. Ci sarà quindi da recuperare poi alla termine del secondo tempo, chiaramente. Speriamo non sia nulla di grave per Faraon, che è rimasto a terra dopo essere andato con il braccio con l'apertura piuttosto larga contro il suo diretto avversario, ma ad avere la peggio è stato lui. Cambio, vedo Janko che ha fatto segno di cambiare Faraon. Vediamo. Forse Faraon lo ha richiamato subito e ha detto no, aspetta, no, sì, cambio è confermato, quindi vediamo, sono tutti intorno al giocatore che è rimasto a terra. Anche prima, anche nel primo tempo c'era stato Basso che aveva avuto qualche problemino al volto, in effetti era stato sostituito al settimo poi dal numero 14 Nardi. Allora è pronto il cambio proprio per lui che è a terra, e dovrebbe entrare il numero 19 De Faveri. E allora Faraon si rialza. Quindi Faraon si rialza, sì, abbandona il campo, e allora 9-19 presumiamo, 7-19, sì, perfetto. Allora Faraon lascia il campo al 13° minuto del secondo tempo, sostituito dal numero 19 che è De Faveri, Francesco De Faveri, classe 99, un altro degli uomini esperti a disposizione di Malerba, mentre si sta riscaldando tutta la panchina della formazione dell'Eclisse e pure quelli della formazione dell'Arcella Padova. È pronto a battere Lorello e finalmente la partita può riprendere. Lorello, lancio lungo, colpo di testa, in avanti ancora, riconquista palla la formazione di casa, la lancia lunga per proprio De Faveri, un altro uomo a terra, è un altro uomo a terra e sinceramente non ho visto che cosa sia successo, ma dai segni mi pare che abbia messo male il piede. Il 4 è Salamon, o c'è uno strappo muscolare o c'è un problema muscolare, oppure ha messo male il piede andando in proiezione offensiva. Vediamo, speriamo nulla di grave anche per Salamon, però non ci volevano questi incidenti. Sembra un problema muscolare, vediamo perché. Allora intanto si va verso il bordo del campo, intanto la formazione ospite manda sul terreno il numero 16 al posto del numero 11 Barzaghileanu, e allora dentro il numero 16 che è Dabo, che al minuto 15° del secondo tempo prende il posto appunto di Barzaghileanu, mentre esce il numero 4 ed entra il numero 18 per quanto riguarda la formazione di casa, quindi dentro anche Del Prete, che finalmente ritorna in campo. Lo rivediamo Del Prete, perché ha avuto qualche problema fisico sicuramente, perché non lo vedevamo da parecchie settimane nelle liste, non compariva sui radar, e quindi adesso ricompare in questa giornata tipicamente invernale, uggiosa, piovosa, possiamo dirle tutte, insomma. Va a scodellare l'arbitro per Lorello, che è pronto al rinvio lungo. Finalmente si torna a giocare, ci sarà molto da recuperare in questo secondo tempo. Prova ad andarsene la formazione di casa, ma viene bloccata sul nascere
con ancora De Zotti si invola sulla fascia destra del campo, ci vorrebbe una punizione per De Zotti dalla sua mattonella per cercare di sbrogliare le cose e la matassa di questa complicata partita contro l'Arcella Padova. Ancora in avanti la formazione di casa, la mette dentro questo pallone, poi scivola via tutto in malissimo modo, proprio questa palla che se ne va. Nulla di fatto, andiamo a vedere il Giorgione che va in vantaggio 2-1 contro il Dolo, quindi a sorpresa un po', se vogliamo, l'ultima della classe contro il Dolo che ha perso anche domenica contro proprio la compagine dell'Eclisse, mentre pareggio del Borgo Valbelluna di Fiabane contro il Porto Mansuè 1-1 per il momento. In quel di terra bellunese, Ianco la palla non la tocca, la lascia scorrere indietro, palloni che adesso vanno da una parte e dall'altra del campo. Non è certamente una bella partita, una gran bella partita, non si è visto granché. Ammonito De Zotti per quanto riguarda la compagine di casa. Finisce sul taccuino del signor Christian Plamenax di San Donà di Piave, che è coadiuvato quest'oggi dai signori Vincenzo Vacca di Bassano del Grappa e Gabriele Soncin della sezione di Mestre. Arvia è pronto a mettere in mezzo all'area questo pallone. Si muove qualcuno sulla fascia, vediamo se sceglierà di andare direttamente, ecco, è andato indietro per trovare la possibilità di rigiocare questo pallone. Addirittura tutto indietro da parte di Pregnolato verso Lorello, a cui spetta il compito di sventagliare in avanti. Colpo di testa molto buono del Savio, poi palla indietro ancora, non riesce a mettere a terra il pallone la formazione di casa, quindi c'è qualche difficoltà a provare qualche indicazione, qualche strada giusta. Del Savio ancora di testa, ottimo il suo intervento, poi palla che schizza, attenzione adesso perché è pericolosissima, con un primo rinvio, qui forse c'era un fallo, l'arbitro lascia correre. Ancora con Del Prete che voleva mettere in moto due palloni, non si può giocare con due palloni, quindi uno dei due bisogna metterlo a terra, così succede in effetti. Il Cavarzano passa ancora una volta a Castello di Godega 3-1, quindi il Cavarzano si conferma primo della classe per il momento. De Zotti deve stare attento, è andato a commettere fallo e tutti a chiedere il cartellino rosso, chiaramente, perché era appena stato ammonito. Era il 17 tra l'altro, non era De Zotti, meno male. Cambio, esce il numero 9 ed entra il numero 20 per quanto riguarda la formazione ospite al 20° minuto del secondo tempo. Dentro il 20 che è Arcidiacono, Pietro Arcidiacono, classe 1988, pettinatura un po' particolare, da ultimo dei Moicani. Lorello, pronto al rinvio, lungo oltre la metà campo, di testa interviene il solito Del Savio, poi dalla parte opposta ci pensa Gasparini a mettere in fallo laterale, potrà rimettere in gioco la compagine Patavina al 21° minuto di gioco. Adesso bisogna accelerare un pochino, adesso bisogna aumentare un po' il ritmo per quanto riguarda la formazione di casa. So che è difficile anche per quanto riguarda le condizioni climatiche e le condizioni del campo. Attenzione con il numero 18 Del Prete che prova a velocizzare il tutto andando a trovare adesso con un rinvio dalla metà campo Ianco. Attenzione, l'arbitro ferma il gioco per calmare gli animi un attimino, invita ad andarsene a guadagnare spazio.
palla che viene scodellata ancora in avanti, Janko di petto ancora protestava, c'è il fallo. Allora c'è il fallo per questo fallo su Janko. È un po' troppo distante per essere la mattonella di De Zotti e in effetti lui non c'è, è tutto dalla parte opposta, ha visto già che non è la sua posizione. Ci sono sul pallone il numero 4, no, il numero 18 che è Del Prete, e vediamo che cosa sceglieranno di fare, se scelgono uno scambio, 2 uomini in barriera intanto chiesti da Lorello. C'è solo un uomo, il numero 14 in maglia bianca, Nardi, a presidio della difesa di casa. Parte con questa palla che va tra i pali, però non ha la violenza Del Prete per metterla magari all'incrocio da una parte e dall'altra, nulla di fatto, e quindi ancora con la situazione di 1-0 per l'Arcella Padova nei confronti della formazione di casa. Il rinvio di falso lungo, colpo di testa per la difesa dell'Arcella che viene invitato a sostenere in avanti i suoi, poi prova ad andarsene, si gira bene, il tentativo mette a terra molto bene la palla, poi 1-2 giocata in velocità altrettanto bene con il colpo di testa da parte di De Faveri che mette in calcio d'angolo. E allora andiamo a segnare il calcio d'angolo per la maglia bianca di De Zotti, ovvero per le maglie bianche dell'Eclisse Careni Pivigina. Il quarto calcio d'angolo, anzi scusatemi, è per il numero 4 dell'Arcella Padova, Arvia, che va alla battuta, davanti a lui proprio De Zotti. Arvia dalla bandierina, un groviglio di uomini un po' come prima, un pochino più alti questa volta, non bassi come nel primo tempo. Arvia chiama lo schema, il tocco, attenzione, perde palla falso, non trattiene falso scivola sul terreno di gioco, non tiene il pallone, arriva il giocatore che mi pare sia il capitano forse, e quindi vediamo, porta il 2-0, sì, il numero 7 che è Nordio. Il gol che complica la vita maledettamente alla formazione di casa, sì. È un 2-0 che comincia a diventare pesante, poi se ci si mette anche il campo, la sfortuna, l'incertezza del portiere che non è riuscito a tenere questo pallone, palla fuori intanto, può giocarla, non devono scappare i nervi, non devono... Prova a giocare con Del Savio che sventaglia tutto dalla parte di Bravo. Era un bellissimo pallone manovrato da De Zotti anche in questo caso. Aveva fatto un miracolo stoppando il pallone di questo lungo rinvio. Poi il tiro è sibilato a lato, peccato perché era una bellissima azione. Altro cambio in casa Eclisse, c'era il fallo, l'arbitro lascia andare, adesso si gioca, l'arbitro sta fischiando decisamente meno, non vorrei mai che la partita potesse scappare di mano in un attimo. Intanto il cambio è pronto perché l'Eclisse fa entrare il numero 13 che è Tonon e fa uscire De Zotti, quindi fuori De Zotti al 27esimo minuto di gioco, quindi fuori De Zotti e dentro il numero 13, mentre il San Donà di Piave ancora con De Stefani, doppietta per lui a Marostica contro la Marosticense, 2-0 per il San Donà.
e 2-0 anche per l'Arcella Padova qui al D'Agostin di Pieve di Soligo, situazione che si è maledettamente complicata per la formazione di casa, che sembrava sul punto di poter tentare di pareggiare quantomeno le sorti dell'incontro per il momento. Attenzione, viene in avanti e palla è buona, deve sfruttarla l'Arcella a non commettere fallo e soprattutto a spostare di quel tanto che bastava Gasparini per fargli perdere il tiro pulito che avrebbe dovuto effettuare per infilare l'Orello. Niente di fatto, nulla di fatto, e allora 2-0 sempre il risultato qui al comunale D'Agostin di Pieve di Soligo, dove la situazione sorride per il momento per 2-0 alla formazione dell'Arcella Padova. Butta in avanti questo pallone la compagine di casa in maglia bianca, manovra bene. Adesso parecchie forze nuove sono entrate in campo, si gira altrettanto bene, molto bene Nordio, gran palla per Nordio, e questa volta è bravo Falso a dire di no al giocatore che al 28° minuto di gioco aveva cercato di colpire ancora una volta. Era Arcidiacono si fa parare il tiro da Falso, che salva la sua rete, che salva la sua porta ancora. Calcio d'angolo sempre battuto da Arvia, c'è un groviglio di uomini in mezzo all'area di rigore, si avvicinano i due capitani per la formazione. Ospite Falso che di pugno non tocca il pallone, lo lascia andare. Non è sicuramente una bella partita. Intanto la Leo Derzo va al vantaggio sulla Giulia Sagittaria con Costadino, 1-0 per il Leo, mentre il Treviso in Serie D nel match clou della giornata contro il Charlins Musane va in vantaggio per 1-0, quindi importante questo vantaggio del Treviso. Attenzione, si fa male, cade un altro giocatore, questa volta è un giocatore in maglia nera dell'Arcella Padova, e si provvede ad un cambio. Quelli dell'Arcella non ci pensano su due volte, e allora sta per entrare il numero 19 Nordio. Vediamo se scelgono di cambiare l'uomo a terra. Esce il 7, mi pare, esce Nordio. Quindi fuori Nordio al 31° del secondo tempo, dentro il numero 19. Sì, è confermato. Mentre ne approfitta Bonetto per parlare con i suoi giocatori. Dovrebbe effettuare il cambio, sì, dovrebbe dare l'ok, insomma, sì, mi pare che stia uscendo con il massaggiatore, e quindi sì. Fuori Nordio, dentro il numero 19 altro Nordio, quindi al posto di Nordio Nicola entra Nordio Leonardo, che esce piuttosto contrariato perché si è fatto male, probabilmente uno strappo, perché fa segno al pubblico presente in tribuna che ha finito di giocare, e quindi presumiamo che abbia sentito tirare un problema muscolare per uno dei due Nordio, insomma, in campo quest'oggi. Intanto l'Eclisse prova a mettere oro, si prende questi, almeno cerca di prendersi questi 3 punti importantissimi per la sua squadra. Pregnolato, pallone tra le mani, palla lanciata in avanti,
ancora il fallo forse di De Faveri, l'arbitro infatti lo vede, ferma tutto, fischia. Partita spezzettata, partita non bella. Adesso prova ad andarsene, riesce. Giorgione Dolo 2-2. Si segna un po' dappertutto. Attenzione. Lorello controlla il pallone, poi la prende con le mani perché è all'interno della propria area di rigore. Quindi a nulla è valso il tentativo di Janko di andare in pressing altissimo. Lorello, ulteriore rinvio lunghissimo con questa palla spizzata. Attenzione, dalla parte opposta ci pensa Falso al rinvio. Perde palla la formazione di casa, allora si invola sulla fascia sinistra del campo la compagine dell'Arcella con il numero 20 Arcidiacono, che è entrato bene in partita, ha rischiato il gol in precedenza e poi qualche azione molto interessante per lui. Attenzione ancora, attentissimo Lorello sulla parte alta della sua area di rigore. Sono 35 minuti di gioco. E ci saranno anche diversi, però il 2-0 è a favore della compagine padovana ed è una brutta tegola per la compagine di casa, perché qualcosa in più si aspettava da questa gara sicuramente Malerba. Gasparini indietro per il numero 13 Tonon, che poi va da Del Savio su Cazzaro, saltato, non passa il pallone, ancora si spinge, Gasparini voleva provare a trovare Janko, palla però troppo sotto e nulla di fatto, perché Lorello la fa sua. E quindi il rinvio oltre metacampo non arriva questa volta, perché c'è il colpo di testa, 2 colpi di testa per tentare di velocizzare il tutto, ma non ci riesce, ne approfitta Malerba ancora davanti alla propria panchina per dare le indicazioni ai suoi giocatori per cercare di trovare spazio, per cercare di trovare il guizzo giusto. Attenzione però, perché ancora un errore difensivo di troppo, bravissimo, poi raddoppio e poi siamo fortunati perché questa palla termina abbondantemente sopra la traversa di Falso. 38esimo minuto di gioco qui al Comunale d'Agostin di Pieve di Soligo, con il pallone che sorvola la traversa di Falso, lancia ancora in avanti la compagine di casa. Fallo, si velocizza bene, è bella questa palla e Gasparini va al tiro. Sì, dice bene il pubblico, tirato per la maglia, però giustamente Gasparini è andato avanti, non è caduto a terra e il tiro è stato parato in 2 tempi. Un'altra occasione, questa al 39esimo del secondo tempo, prova ad attaccare ancora la formazione di casa per cercare di accorciare quantomeno in un primo momento le distanze, ma non riesce a portare e a buttare palla nel mezzo dell'area. Salva tutto, prova a ripartire ancora con il numero 8 Bressan. Palla che termina fuori, il tentativo di andare al tiro, nulla di fatto. Attenzione a questo pallone che prova a girare
sventagliata, che però non ottiene quello che doveva ottenere, nulla di fatto. Partita che sta prendendo la strada dell'Arcella di Padova, mentre il Borgo Valbelluna si porta in vantaggio per 2-1 sul Porto Mansuè. E quindi ad approfittarne con i risultati che ci sono soltanto il Cavarzano, che batte per l'appunto la Godigese a Castello di Godega, e il Porto Mansuè, Castello di Godego, il Porto Mansuè non riesce a far suo la partita contro il Borgo Valbelluna per il momento, e quindi Cavarzano che consolida la sua posizione di classifica. Attenzione, quindi manca ancora qualche minuto al termine della gara, 41esimo. Noi appena vedremo l'intensità dei minuti da recuperare, poi scenderemo per effettuare le interviste di rito. Si arrabbia Malerba tantissimo in fondo, in mezzo al campo, con attenzione per quanto riguarda Ianco, che stava per fermare fallosamente il suo diretto avversario, poi ci ha ripensato ricordandosi che era stato ammonito. Decisamente non una bella partita, lo sentite anche dal nostro commento, insomma, perché partita, attenzione, tutto solo davanti, senza che nessuno si pari davanti a questo giocatore che ha avuto una ghiottissima occasione. Ancora Arcidiacono, molto bene, è entrato in campo. Arcidiacono che va a riprendersi la palla, non ce n'è veramente per nessuno su Arcidiacono, che beve tranquillamente i suoi giocatori come birilli, li lascia lì sul posto. Arcidiacono che poi invita i suoi a tornare indietro, a guadagnare campo e soprattutto a respirare e a riposare un attimino. Palla che si allontana appunto, però palla in possesso della formazione dell'Arcella di Padova, che sta dimostrando di essere una squadra rognosa, pericolosa, con la possibilità di risollevarsi da questa posizione di classifica che era la terzultima a 7 punti, quindi guadagnando 3 punti qui vola a 10 punti in classifica, lasciandosi dietro proprio anche l'Eclisse Careni Pivigina, che in questo modo e in questo momento di punti ne avrebbe 8, rimane a 8. Attenzione a questo pallone buttato in area, c'è il fallo che vede l'arbitro, è un fallo in attacco da parte della formazione di casa. Va a recuperare il pallone chiaramente per velocizzare il tutto uno dei nuovi entrati in casa Eclisse. Rinvio lungo oltre la metà campo, sempre con la spizzata di Nordio Leonardo, che voleva favorire il numero 16 Dabò, palla che viene conquistata dalla difesa dell'Eclisse. Adesso vediamo a quanto ammonta i minuti di recupero, a quanto ammonta il recupero, poi vedremo cosa fare, se scendere. Non piove più abbondantemente come prima, quindi diciamo che insomma con l'ombrello riusciremo ad effettuare le interviste ai due mister, quantomeno speriamo che sia così. Tra poco il DS Casagrande dell'Eclisse Careni Pivigina ci spiegherà e ci dirà quanti minuti da recuperare ci sono, quando l'arbitro lo comunicherà naturalmente. Secondo me non meno di 4 o 5. Ancora in avanti la compagine dell'Arcella. 6.
6 minuti da recuperare nel secondo tempo, quindi attenzione, quindi si giocherà fino al 51esimo minuto di gioco, quindi fino al 51esimo minuto di gioco si giocherà e noi ne approfittiamo, insomma, sperando non succedano grossi cataclismi, speriamo soltanto, insomma, parlando da tifoso, che possa andare ad accorciare le distanze la formazione dell'Eclisse Careni Pievigina, anche se la vedo in difficoltà. Fallo di Cazzaro? No, l'arbitro lascia andare, tiene conto, dice. Allora non è successo nulla e allora tiene così. Può venire in avanti ancora, fermato, questa volta il fallo c'è, è l'Arcella che prova ancora a trascinarsi in avanti. Palla in fallo laterale da parte dei difensori di casa. Me ne vado, scendo. Non ha sorriso chiaramente alla formazione di casa. Calcio d'angolo per l'Eclisse che cerca di accorciare quantomeno le distanze, il tentativo di colpo di testa, poi niente da fare, palla che esce dalla mischia, dall'area, ancora la fa correre questo pallone, va a riprendersi dalla parte opposta, poi c'è un altro calcio d'angolo per la compagine di casa, sempre con De Zotti alla battuta. Seguiamo questa battuta, esce Lorello di pugno, mette fuori il pallone, bisogna metterla dentro immediatamente, ancora nulla di fatto, c'è il gol ma l'arbitro ha già fischiato, nulla di fatto, quindi niente di fatto, l'arbitro ha fischiato nettamente prima del gol e della trasformazione della compagine
della compagine di casa, nulla di fatto, e quindi vediamo, siamo a bordo campo anche noi sotto la pioggia, ci ripariamo con un ombrello di fortuna, però insomma siamo qui per seguire queste ultime battute e poi vedere anche se riusciamo ad intervenire, se riusciamo ad avere prova a spingere ancora l'Eclisse per quantomeno accorciare il divario. Cerca di mettere in area sul primo palo il tiro di Gasparini e c'è la parata di Lorello che dice no alle ultime speranze proprio all'ultimo istante per quanto riguarda la formazione di casa. Vediamo se abbiamo il mister. Allora, ci mettiamo da questa parte. Vieni, ti tengo sotto io. Va bene, perché girati da quella parte là perché la telecamera è di là. Allora, siete venuti con il chiaro intento di fare il risultato e ci siete riusciti. Bene. Siamo venuti cercando di fare una prestazione migliore rispetto a quello che abbiamo fatto domenica e ci siamo riusciti. Dopo il risultato è figlio di una buona prestazione, sicuramente davanti a un'ottima squadra che sapevamo che era veramente forte, però siamo contenti dei 3 punti, ma soprattutto della prestazione di carattere. Sì, una prestazione di carattere molto buona e soprattutto avete provato sempre a giocarla la palla, non vi siete mai difesi, non avete fatto un fortino. Diciamo che io cerco di far giocare la squadra il più possibile, per me si gioca a calcio, quindi bisogna cercare di far girare la palla e cercare un po' di giocate. Avete preso questi 3 punti, lasciate dietro proprio l'Eclisse, bene, no? L'importante è 3 punti dopo, sapere chi è dietro davanti adesso è abbastanza presto. In bocca al lupo, Crepi, mister. Grazie a mister Bonetto, che ringraziamo, e abbiamo Malerba qui con noi. Vedo un po' di facce deluse, chiaramente non può essere che così. Altra partita, Massimo, che andiamo a commentare, che cosa diciamo? Io sono senza parole, perché comunque a mio avviso i gol quando bisogna farli, cioè quando c'è da fare bisogna farli, se non si fanno li fanno gli altri e perdi le partite, punto. Sì, no, è perfetta questa tua analisi e la stiamo dicendo da quando insomma abbiamo iniziato il campionato. Purtroppo sì, effettivamente. Poi cosa è successo? A parte il primo gol, poi un po' in difficoltà, nel secondo tempo invece bene, poi c'è stato subito questo blocco. No, allora, se non si fanno i gol poi si va in difficoltà, appunto. E quindi quando ci sono delle occasioni da fare, perlomeno con 3 occasioni, uno bisogna buttarlo dentro. E poi si perde in fiducia perché si dice qua prendo uno, non lo faccio più e quant'altro, e il calcio è questo, non lo invento io, non lo inventa nessuno, e quindi bisogna leccarsi le ferite, lavorare e andare avanti sempre. Chiudiamo con una simi battuta, insomma diciamo che siete più forti in trasferta. No, a questo punto non dobbiamo pensare di essere forti, punto. Dobbiamo pensare solo di lavorare a testa bassa e cercare di migliorare le cose che non vanno. Mister, con questo tempaccio, in bocca al lupo e buon lavoro. Grazie mille, arrivederci. Grazie. Ciao. Allora ringraziamo mister Malerba e poi il mister dell'Arcella, che sono gentilmente rimasti con me qui a bagnarsi un pochino sul terreno di gioco. Noi concludiamo qui dal D'Agostin di Pieve di Soligo, partita terminata 2-0 per l'Arcella Padova, che porta a casa 3 punti importanti. In linea definitivamente la regia. Eclisse, sistemi per porte scorrevoli a scomparsa. Scopri le innovazioni che fanno la differenza su www.eclisse.it.
Ciao.